Si intitola 10 giorni, il romanzo di Marco Schempri, nelle librerie da domani, ambientato ad Agrigento, che racconta episodi di cronaca nera, fatti che scuotono la città dove Marco è nato, Agrigento appunto, una città notoriamente tranquilla, per cui si fa fatica a credere che l'autore racconti di efferati omicidi in un luogo sicuro. Nella realtà però sappiamo quanto sia cambiata la città dei templi, con una criminalità a volte scatenata e il fiorente mercato della droga. Il romanzo di Marco Schempri racconta di giovani donne violentate e il ricorso ad una giustizia fai da te, in assenza della vera giustizia, quella che dovrebbe proteggere le vittime, ma che invece manifesta lentezza e incapacità. Coinvolto anche un prete che riesce a farla franca proprio a causa della giustizia lumaca e forse anche per qualche raccomandazione potente. Il racconto di Schempri suscita curiosità. C'è da scoprire intanto perché le vittime sono tutti uomini, uccisi con lo stesso rituale, in piena estate, quando Agrigento è soffocata dal caldo. Se tutto è frutto della fantasia, possiamo dire che per Marco Schempri la fantasia è una grande risorsa e lo sapremo perché il giovane agrigentino non si fermerà sicuramente al primo romanzo. Sabato 29 maggio l'autore di 10 giorni, assieme a Silvio Schempri, inviato delle Iene, sarà presente presso la libreria Il Mercante di Libri in via Atenea. L'idea del romanzo 10 giorni nasce già parecchi mesi fa, credo più di un anno fa. Credo sia l'unico thriller ambientato completamente ad Agrigento nei giorni nostri. Narra di un'indagine che deve svolgere l'ispettore Beppe Nicosia, aiutato dal suo fido collaboratore Teo Basile. Una serie di efferati omicidi che fortunatamente ad Agrigento non si sono mai visti e spero non si vedano mai, né ad Agrigento né in altri posti. Spero vi piaccia.